Scegliendo il sostituto di Obama, gli americani hanno bocciato di fatto tutti i sondaggi che davano avanti Hillary Clinton, ma la vittoria netta appartiene a Donald Trump. Chi lo conosce afferma che è tanta la voglia del miliardario americano di primeggiare contro tutto e contro tutti, e lo ha dimostrato nel corso della campagna elettorale, che lo ha portato al successo. Un successo che arriva però tra lo stupore generale. L'America ha scelto, Trump è il nuovo presidente. Che giudizio si può dare su questa elezione? Ma senza dubbio è un giudizio preoccupante, perché la figura di Trump, sia come imprenditore sia anche come politico, è una figura diciamo, che definirei sconvolgente per il mondo, ma sappiamo pure che l'America è un grande paese e quindi speriamo che sappia reagire a questo che comunque sembra, sembra quasi una tragedia per la comunità internazionale. Si può dire che l'FBI ha avuto un ruolo importante? Ma io ritengo, sì, certamente quello che è successo con l'FBI, con le mail della Clinton, eccetera, ha influito sulla campagna elettorale, però non direi in maniera determinante. Beh, dal discorso di presentazione che ho sentito stamattina, ho visto in TV, mi sembra che sia lo stesso discorso fatto dai suoi predecessori, quindi cambia tutto, ma non cambia forse niente, posso dire. Da quello che ho capito, cioè, ha fatto una rimonta, ma ha dimostrato che comunque tutto ciò che le condizioni preliminari dicevano al contrario hanno smentito, per cui anche lui ha fatto un discorso che è diverso da quello che faceva in campagna elettorale. Penso che tutto rimanga com'è. Ci sono le dichiarazioni della Russia che è contenta, l'Italia ha detto che non cambia il presidente e che i rapporti nostri rimangono sempre gli stessi, per cui non cambia niente a mio giudizio. L'America ha scelto Trump, un suo giudizio? Guardi, io avrei preferito la Clinton per una questione. Intanto Trump non mi piace per il modo come parla, per il modo come si presenta, perché tra l'altro lo sappiamo come è diventato così ultramiliardario. Punto interrogativo, non lo sappiamo. Come la Clinton bene o male c'è una storia politica, quindi diciamo io avrei preferito la Clinton in ogni caso. Contrariamente ai sondaggi fino a ieri sera, ha vinto Trump in America. Sì, e non sono per niente contento. Trump è un reazionario, un conservatore, una persona che non è sicuramente adatta a portare l'America a un cambiamento e a un miglioramento. Però c'è una cosa che voglio sottolineare, che il popolo americano, cioè la storia dell'America, la storia dei vari presidenti americani, dimostra come anche personaggi mediocri e anche esasperati a volte nelle ideologie, quando hanno assunto la carica hanno trovato poi la necessità di adeguarsi e di assumere un comportamento responsabile, e questa è l'unica speranza che noi possiamo avere. Ma questo personaggio non mi piace assolutamente. Solitamente, come succede nelle consultazioni elettorali, si tirano fuori delle vicende, delle storie. L'FBI secondo lei ha avuto un ruolo nella elezione di Trump? Sicuramente, perché i sondaggi sono cambiati nettamente quando è uscito fuori il rapporto dell'FBI. E anche questa è una cosa inaccettabile, perché un organismo di polizia, diciamo dei servizi segreti o quello che può essere, che esce fuori delle notizie agli ultimi giorni di campagna elettorale in modo ufficiale, sicuramente crea una turbativa e una deviazione dell'orientamento dell'elettorato.